Siamo nuovamente in diretta, anche se ancora la gara non è iniziata perché c'è ancora da sistemare una rete. Squadre già in campo, pronte per questo secondo tempo. Vi ricordo Valedoria che sta vincendo 1-0, il gol è arrivato al 12° del primo tempo. Un calcio di rigore battuto da Seu, parato da Torrepinna sulla respinta, un rimpallo poi ha favorito un Gangue che ha voluto battere a rete da pochi passi. Torres che ha avuto diverse occasioni nella parte finale del tempo. Minutolo Palmisano, Minutolo da pochi passi, Palmisano con un tiro dalla distanza su cui è intervenuto De Riperi. Torres che, così come Valedoria, sta giocando in 10 perché c'è stata una doppia espulsione al 34°, fuori Scioni e Sias, quindi squadre entrambe in 10 in questi secondi 45 minuti. Ancora Scotch per aggiustare la rete dove ora è sistemato Deliperi. Valedoria che attacca da destra verso sinistra ora. Ricordiamo Torres in campo con Pinna, a sinistra in difesa Spano, poi centrali Caterisano, Minutolo, a destra Piga, in mezzo al campo con l'uscita di Scioni e arretrato Cocco, Darmanforte a Palmisano. In avanti sugli esterni Diouf a sinistra, Uleri a destra e Sarrizzu punta centrale quest'oggi. Sta scaldando intanto che tutta la panchina rosso-blu. Rete sistemata e dunque si può iniziare. L'arbitro controlla il suo cronometro. Conta i giocatori. Tutto pronto dunque. 16:09 per questo secondo tempo di Valedoria Torres. Partiti. Torres che ora ha il possesso del pallone, lancio in avanti a cercare Uleri, in mezzo al campo Cocco va a combattere, poi Minutolo a servire Piga, palla in avanti di Piga però lontana da Sarrizzu, va ancora Piga a cercare di conquistare la sfera, resta però tra i piedi dei giocatori di casa. In avanti cerca il lancio il Valedoria per Tal, controlla però Spano che poi serve Diouf, ancora Spano in avanti per Diouf sulla sinistra, Diouf a servire Sarrizzu che deve correre per prendere questo pallone, mette in fallo laterale capitana Uzzas. Dunque sarà rimessa in favore della Torres. Si prepara Spano. Spano cercava Sarrizzu, la palla però viene rimpallata ancora sui piedi di Spano, ancora Sarrizzu che va giù però e Uzzas mette in fallo laterale ancora in favore della Torres. Ancora cercato Sarrizzu, viene però contrastato qui, palla rimessa in avanti, c'è Minutolo, poi Piga, perde palla però la Torres in mezzo al campo, può partire Seu sulla destra, va Cocco a fermare l'azione offensiva, i padroni di casa, subito palla in avanti ma c'è il fuorigioco segnalato all'assistente di Sarrizzu probabilmente. Dunque calcio di punizione a favore del Valedoria. 2 minuti nel corso del secondo tempo. La battuta di Deliperi a cercare Ngangue, controlla col petto, mette giù Ngangue, prova a partire ma il suo lancio per se stesso è troppo lungo, termina in fallo laterale. Scusate, Piga per la rimessa, Sarrizzu che sta
un po' svariando davvero da tutte le parti. Conquista un buon pallone Palmisano, serve ancora Sarrizzu, Piga poi mette fuori, sarà rimessa però per il Valledoria. Scannicchio all'indietro per Auzzas, va Uleri, pallone all'indietro ancora per Deliperi, va Uleri a contrastare Deliperi, il rinvio va a saltare Minutolo, di testa riesce Minutolo a mettere in avanti, però Auzzas è ben appostato ancora per Minutolo. Sulla sinistra ora Spanu, cercava l'inserimento di Diouf ma non lo trova, dall'altra parte c'è Ngangue, ora può aprire per Scannicchio qui sulla sinistra, lo fa ora, palla in avanti a cercare Tal, può solo toccare Piga, Tal, ancora Piga su di lui, all'indietro per Scannicchio, si libera di un giocatore Scannicchio, mette ancora indietro per Pitruzzello, palla in aria ma c'è Minutolo, mettere fuori, prova a partire Sarrizzu ma è circondato, può partire invece sulla sinistra da Scannicchio, Scannicchio a servire Tal sulla sinistra, palla è buona, ancora Tal in aria, fa bene Minutolo a rubargliela e a servire Uleri, Uleri in avanti per Sarrizzu che ora ha un po' di spazio, palla in avanti però troppo lunga, deve uscire Deliperi che può di piede anticipare tutti. Seu perde il contrasto con Palmisano, può ripartire la Torres da Pinna per Caterisano, accelera ovviamente la formazione rosso-blu, caccia di questo gol. Spanu, ancora Spanu, cercare Diouf, alza la bandiera però l'assistente, posizione di fuorigioco per Diouf. Minuti sono trascorsi nel corso della ripresa, nessun cambio fin qui. Valledoria che rallenta i ritmi, ovviamente non ha necessità di aumentarli. Tanto Tal, serve Seu, ancora Tal, può provare sulla sinistra Ngangue, a Piga di fronte, Ngangue, Piga però lo contrasta in maniera buona, dice il direttore di gara. Tanto Sarrizzu che serve Uleri, Uleri si libera di un avversario e viene fermato con una manata in faccia, dunque sarà giallo qui per il numero 5 Greco. Altro cartellino, Greco ha fermato l'azione di Uleri, stava andando in avanti ma lo sai che tanto non capiamo cosa sta succedendo perché l'arbitro si sta rivolgendo verso gli spogliatoi, si sta parlando con i giocatori che sono stati espulsi nel primo tempo. Va a battere questo calcio di punizione Piga per Minutolo, ha preso il gioco Cocco ora. Cocco deve tornare ancora indietro per Minutolo, Minutolo per Piga, ancora Minutolo, avanza, palla ora tutta a sinistra per Spanu che può avanzare, lancio di Spanu ma non ci arriva Sarrizzu, palla che termina direttamente tra le mani di Deliperi. Si combatte in mezzo al campo, calcio di punizione in favore della Torres per un fallo su Cocco, sarà Caterisano a battere, si rianimano anche i tifosi rossoblu. Diouf tiene bene il controllo della sfera però non riesce il passaggio, ancora Torres però che non può con Cocco perché era in fuorigioco, deve andare Spanu a inseguire questo pallone, terminato però in fallo laterale. Sarrizzu che va a contrastare anche Uleri, vanno un po' a complicarsi la vita i difensori del Valledoria, però riescono a uscirne con Scannicchio per Ngangue, all'indietro
per Pitruzzello, Auzzas sulla destra per la Torres, un po' rintanata, che andrà a pressare. Ancora l'indietro per Deliperi, ora sale la formazione rossoblu, va Sarrizzu sul rinvio di Deliperi, mezzo al campo conquista palla la Torres, Cocco che cercava subito Sarrizzu e poi una palla sparacchiata dall'altra parte dove c'è Pin, fuori dalla sua area. Ad alimentare l'azione per Piga, avanza Piga, ancora un lancio, cercare Sarrizzu, ottiene un fallo laterale la Torres. Pronta la battuta, Piga per Sarrizzu, ancora Piga, Minutolo, Caterisano per Spano, andiamo tutto a sinistra adesso, in anticipato Diouf, palla messa in fallo laterale, però comunque sarà la Torres poter manovrare. Palmisano, cercare Cocco, in testa per Spano, ancora Palmisano. Dall'altra parte Palmisano per Sarrizzu che controlla in area, mette giù Sarrizzu, 2 avversari su di lui, alla fine Ngangue gli strappa via la sfera, poi però sbaglia tutto, Ngangue mette in fallo laterale. Piga, Palmisano riesce a servire Sarrizzu, Sarrizzu ancora per Palmisano, fa girare bene palla, ora la Torres, Cocco sulla sinistra per la corrente Spano, Spano per Diouf, va Diouf dal fondo ma viene messo fuori il suo cross, assiste la Torres, Caterisano, Minutolo, va Cocco, anzi Uleri a cercare palla ma non la trova qui, Scannicchio, lancia lungo per Seo, di testa però in anticipo Minutolo, qua c'è il fallo di Piga. Sarà calcio di punizione in favore del Valle d'Oria. Rimane anche a terra Ngangue, forse per crampi. C'è un cambio intanto nella Torres, sta uscendo Uleri. Noi siamo al 10° corso della ripresa, sarà doppio cambio, si preparano ad entrare Ibba e Patta. Vediamo, primo ad entrare è Patta che prende il posto di Uleri ed è pronto a fare il suo ingresso anche Ibba, ed esce Caterisano. Dunque Piga che va a sistemarsi da centrale con Minutolo, Patta sulla destra, Cristian Ibba che fa il suo esordio, maglia rossoblu. C'è un errore però, sta togliendo Palmisano il mister, non Caterisano, c'è stato un errore. Dunque esce Palmisano, non Caterisano. Risolto il problema. Dunque Ibba che si sistema ovviamente al centro dell'attacco rossoblu con Sarrizzu a destra, Diouf a sinistra, Cocco e Piga in mezzo al campo, Patta a destra in difesa al posto di Piga. Valle d'Oria dunque che ora manovra, tocca sul primo pallone Patta, palla lunga, cercare Ibba ma il Valle d'Oria averne il controllo, Tal, qui c'è un tocco di mano ma nessuno l'ha visto. Seu deve tornare un po' indietro, serve bene però il giocatore di centrocampo, la Torres ruba palla con Cocco che va giù qua. Calcio di punizione in favore della Torres, già battuto, perde tempo la formazione rossoblu. Spano per Diouf che va sulla sua posizione di sinistra, Diouf, palla in mezzo e c'è il primo tentativo di Ibba che non riesce a mettere in porta. Sfiora soltanto Cristian Ibba sul cross dalla sinistra di Diouf. Diouf che vediamo però un po' zoppicante, va a chiedere ghiaccio.
10 minuti nel corso del secondo tempo. Va a sistemare intanto il pallone Deliperi. Invio per Seu che mette giù, c'è Patta su di lui. Seu riesce a servire compagno, poi Tal, però perde palla sul contrasto di Minutolo. Subito pallone in avanti a cercare Iba. Tocca il suo primo pallone Iba ora. Di fronte a un avversario, Iba riesce a tenere un calcio d'angolo, primo della ripresa. Abbiamo dunque questo corner dalla bandierina Sarrizzu. Palla sul primo palo, però non riesce Piga a toccare, c'è il pallone messo fuori da Uzzas, sarà rimessa in favore della Torres con Spanu. Spanu per Sarrizzu. Sarrizzu mantiene il controllo della sfera, due avversari però su di lui, alla fine la perde. La rimessa sul contrasto di Spanu in favore del Valle d'Oria. Torres che però è ancora nella metà campo dei padroni di casa. Caccia di un gol importantissimo ovviamente per l'economia del doppio turno. Messa effettuata. Ruba palla però Piga, Diouf, ancora Piga. Ora il Valle d'Oria che si difende, qua c'è però il fallo di Caterisano in mezzo al campo. Prepara a battere Uzzas, questo calcio di punizione dalla propria metà campo. Lancio lungo come sempre a cercare i suoi attaccanti. Seu viene anticipato ma c'è Ngangue a dargli manforte, poi Patta che riesce comunque a fermare tutto, a mettere in fallo laterale. Ci sarà un altro cambio, questa volta per il Valle d'Oria. Sta uscendo Tal. Il 14esimo della ripresa. Sta entrando il numero 13 Deiana. Dunque Deiana per Tal nel Valle d'Oria. Torres che ha cambiato invece Uleri con Patta e Iba che ha preso il posto di Palmisano. Nuovo entrato subito in possesso del pallone. Scannicchio sulla sinistra, fa partire il suo cross in area per Deiana. Ancora Deiana in area, Patta su di lui, ruba il pallone in maniera regolare, Patta e poi subisce fallo. Alla lunga ora cercare Sarrizzu ma non ci arriva perché c'è l'intervento di Secchi. Ngangue ora per Scannicchio all'indietro, poi in avanti per Seu, ancora Ngangue ma c'è Minutolo a chiudere. Riesce però Minutolo a buttare fuori questo pallone, poi Seu che manda tutto sulla sinistra a Ngangue. Palla messa quasi in aria perché il pallone viene poi rinviato fuori dalla difesa rossoblu. Può partire ora la Torres con Cocco che si allunga però troppo il pallone. Il lancio lunghissimo di Uzzas e per Ngangue che però era in fuorigioco. Patta per Piga. Ancora rimessa per la Torres. 15esimo. Sarrizzu intanto per Cocco. Ora far distendere la Torres sulla sinistra. Spanu supera la metà campo. Spanu per
Diouf a sinistra, Diouf, salta un avversario, Diouf ancora lì, cross in aria, prova Sarrizzu ma commette fallo, giocatore rosso-blu, calcio di punizione. Sedicesimo corso della ripresa, Torres è sotto di un gol. Squadre entrambe in 10. Rinvio di Deliperi, va a saltare Seu ma mette in fallo laterale a favore dei rossoblù. Va Patta a rincorrere la sfera. Patta va a cercare ancora Sarrizzu, è sempre circondato, palla adesso lunga in avanti del Valedoria, esce Pinna con i piedi, conquistata ora da Cocco che serve subito, però è in fuorigioco Iba. Su questa azione Cocco ha cercato subito la corsa di Iba in avanti ma alza la bandiera. Assistente della sezione di Ozieri Angelo Carreca. Dunque sarà calcio di punizione in favore del Valedoria. Deliperi si prepara al rinvio effettuato in questo momento, va a saltare Deiana con lui Caterisano, colpisce Deiana ma c'è Minutolo dietro a servire Diouf e poi Iba mette a terra. Iba all'indietro per lo scarico per Spano, ancora Iba, ora tutto spostato a sinistra, serve Diouf, Iba viene fermato però da Cugusi. Sarà ancora rimessa per la Torres sul fronte d'attacco. Spanu. Cocco mette giù. Cocco si gira. All'indietro per Caterisano. Riapre ora la Torres l'azione. Va ancora sulla sinistra però c'è Caterisano. Servire Cocco. Cocco ora. Posizione, due giocatori di fronte, tenta il cross in area ma viene ribattuto, ancora rimessa laterale per la Torres con Spanu, ancora Cocco all'indietro per Spanu, si prepara il cross in area effettuato in questo momento, sono due giocatori troppo vicini, Sarrizzu e Iba, e nessuno dei due riesce a conquistare palla. Può ripartire ora il Valedoria, Deiana spazio, supera la metà campo, avanza, va però a fermare tutto, bravissimo Minutolo qua. Piga, ora squadre che hanno perso un po' entrambe le distanze tra i reparti. Valedoria che sta mantenendo una posizione sempre nella propria metà campo, chiudere un po' tutti i varchi. Torres che prova ora ancora con Diouf sulla sinistra, Diouf velocissimo, poi sbaglia però il cross dalla sinistra. Quando è scoccato il 20° corso della ripresa. Torres che sta attaccando con più continuità ovviamente in questa ripresa. Valedoria però che è sempre pericolosissima sui avanti veloci. Perde un po' di tempo Deliperi su questo rinvio effettuato ora, va a saltare Deiana con Minutolo, colpisce però Minutolo di testa, colpisce anche però il centrale rosso-blu quest'oggi il Valedoria, con Deiana viene fermato però bene da Piga, Diouf fa ripartire l'azione della Torres, sbaglia però qui Spano, Diouf però va in contrasto, conquista nuovamente palla, formazione della Torres, Piga all'indietro per Minutolo, Spano ora per Cocco, vede e serve sulla destra Sarrizzu, va Sarrizzu, ha due avversari di fronte, attenta il tiro, è parata in due tempi per Deliperi.
finito tirare Sarrizzu qua, palla era molto angolata, De Liperi la prima sfiorata e poi c'era nessuno però per ribattere a rete. Ora Valle d'Oria in avanti con una rimessa laterale sul colpo di testa di Patta. Scannicchio si prepara, servire Deiana. Deiana perde però il controllo del pallone. Deiana, può ripartire la Torres, avanza Spano, subito il lancio in avanti di petto Sarrizzu per Iba che riceve palla. Iba, conclusione alta. Qui hanno manovrato bene Sarrizzu e Iba, si sono trovati. Tirato subito di sinistro Iba, palla terminata alta sopra la traversa. Ora Valle d'Oria con Deiana. Parte Deiana seguito da Piga, ha di fronte a Minutolo, contrasto di Minutolo e poi anche di Caterisano, però rimane ancora lì il pallone. Ngangue all'indietro ora per Pitruzzello che apre a sinistra per Scannicchio. Riesce Scannicchio a servire Ngangue. Ngangue contrastato da Minutolo, però il pallone termina ancora tra i piedi dei giocatori del Valle d'Oria. Scannicchio ora mette in aria di testa, però fuori Caterisano. Deve tornare ora Sarrizzu ad aiutare i suoi. All'indietro ora per Capitana Uzzas, fa ripartire l'azione il Valle d'Oria da Pitruzzello. Ngangue, Scannicchio, tanto è rimasto a terra Diouf. Abbiamo visto prima Dolorante, ora non ce la fa più. È stato messo fuori il pallone dalla Valle d'Oria. Sarà il cambio. Deve uscire Diouf. Deve entrare Francesco Bianco. Quindi fuori Diouf, dentro Bianco. Ventiquattresimo del secondo tempo. Esce Diouf, infortunato, dentro Francesco Bianco. Ora il pallone sarà restituito alla Valle d'Oria. Scannicchio si prepara. Auzzas ora sulla destra per Pugusi. Su di lui subito Bianco. Un contrasto. Fallo laterale in favore del Valle d'Oria. Iana ora, possesso della sfera, c'è Spanu su di lui, arriva anche Cocco a strappargli il pallone dai piedi. Piga poi però si allunga troppo la sfera, c'è Ngangue, può partire sulla sinistra, raggiunge Piga, c'è Patta però a fermare l'azione del numero 4 del Valle d'Oria. Squadre sicuramente stanche perché stanno giocando in 10 entrambe, ma Torres deve fare uno sforzo in più perché è sotto di un gol. Questo risultato premia il Valle d'Oria. Pitruzzello, Scannicchio, Cocco ora mette in avanti a cercare compagni. Iba fa cenno ai suoi di salire, palla all'indietro per De Liperi, sale tutta la Torres, ora va Iba, contrasto su De Liperi che rinvia a lungo di testa, anzi no, di piede Patta.
la mette in avanti, vanno a saltare in due i giocatori del Valle d'Oria, poi la palla termina tra i piedi di Minutolo, ancora rinvio in avanti, va ancora a saltare Pitruzzello e la mette in fallo laterale. Fasi non belle della gara qua, con il Valle d'Oria che sta tentando di mantenere ovviamente il risultato e vada più a difendere. Torres che sta faticando però un po' a costruire. Deiana ha messo giù, calcio di punizione ora in favore del Valle d'Oria sulla tre quarti. Pitruzzello, batte all'indietro, perde palla però il Valle d'Oria. Questa azione, Piga subito in avanti, cercava Iba ma è Auzzas a intercettare la sfera, anche lui sembra un po' dolorante. Piga intanto su un gangue, Scannicchio, Minutolo sempre di testa, arriva, anzi no, non ci arriva Piga perché ci arriva prima Pitruzzello in avanti, cercare Deiane, buona la sua posizione, palla in mezzo all'aria ma non c'è nessuno. Rischiato un po' qua la Torres, può avanzare Cocco per Ibba che deve venire nella propria metà campo a cercare palla, ora la mette dall'altra parte per Patta di fronte in gangue, ottiene un fallo laterale. Ci avviciniamo alla mezz'ora intanto. Sarrizzo mette a terra, palla è terminata fuori, rimessa in favore della Torres. No, sarà calcio di punizione, il fallo su Sarrizzo. No, dice di no l'arbitro, in realtà è una rimessa, c'è il fallo. Patta si prepara questa rimessa, tutta la Torres è nella metà campo. Intanto ci sarà un altro cambio nella formazione rossoblu. Sta uscendo Piga, entra Pitta, Marcello Pitta alla mezz'ora, posto di Piga. Vediamo come si sistemerà ora la difesa. No, Pitta va proprio in mezzo al campo perché in difesa era già sistemata la Torres con l'ingresso di Patta. Intanto palla messa in aria ma tutta la difesa del Valle d'Oria ora è asserragliata. Questo lancio lungo è intercettato da Pitruzzello che può servire Deiana. L'indietro ancora per Pitruzzello. Va ora Bianco in contrasto di Cugusi. Il Valle d'Oria però riesce a manovrare in gangue, libero sulla sinistra, lo serve Scannicchio. Ancora l'indietro per Pitruzzello che ha troppo spazio, palla messa in avanti ma troppo lunga per tutti. Pitta è il terzo centrocampista. Rimangono i due davanti, Ibba e Sarrizzo. Va a saltare ora Ibba, va giù, calcio di punizione contro però, dice il direttore di gara. Rimane a terra intanto il giocatore del Valle d'Oria. 39esimo, no scusate, 30esimo, scoccato ora. E un altro cambio intanto nel Valle d'Oria, è uscito il numero 7 Secchi, è entrato Masia. Ce ne sarà un altro di cambio e anche nella Torres. Adesso vediamo quale sarà la soluzione. Sta uscendo per il Valle d'Oria Cugusi. Sta entrando il numero 14 Ciafawi.
Sta uscendo Cocco per la Torres, sta entrando Lococo. (34esimo nel secondo tempo, quindi Lococo per Cocco. Sta uscendo anche Seu, che intanto è stato anche ammonito, forse per perdita di tempo. Sta uscendo Seu nel Valle d'Oria. Vediamo chi ha preso il suo posto ora. Sono stati effettuati 5 cambi Ciafawi, quindi non è uscito Kugusi ma è uscito Seu. Abbiamo superato la mezz'ora nel corso della ripresa. Ora squadre anche con forze fresche in campo, entrambe le parti. Valle d'Oria che manovra, palla messa in avanti, ma c'è Patta, può far ripartire i suoi. Patta per Lococo, Lococo ora per Pitta, che ha iniziato il campionato della Torres come difensore, oggi sta giocando in mezzo al campo. Ricordiamo, le squadre sono entrambe in 10. Pitta riceve ancora, lancio lungo, viene messo fuori dalla difesa del Valle d'Oria, però riesce ad arrivarci Patta, palla per Sarrizzu, ma c'è il fuorigioco segnalato dall'assistente. Quindi si interrompe questa azione. Si era trovato a tu per tu con dei Liperi Sarrizzu, intanto è rimasto a terra il giocatore del Valle d'Oria. Ha alzato subito la bandierina l'assistente. Si è rialzato il giocatore del Valle d'Oria. Sarà comunque calcio di punizione per il fuorigioco di Sarrizzu segnalato all'assistente. Prende ora De Liperi con il rinvio. Mi sposto un attimo, sì, un attimino mi sposto. Fallo laterale in favore della Torres, che ora deve accelerare perché il tempo scorre. Patta all'indietro per Minutolo. Minutolo per Caterisano. Caterisano avanza, palla al piede, cerca poi ma non trova Spano perché c'è la respinta della Valle d'Oria. C'è un fallo di mano che chiedevano i giocatori rossoblù, non segnalato. Pitta ora, tutto sulla destra a cercare Sarrizzu, che mette a terra, supera un avversario. Sarrizzu entra in area, Sarrizzu. Palla terminata fuori, non abbiamo visto però che cosa è successo perché ci hanno impallato. Sarrizzu ancora Torres, palla messa in aria, respinta dalla difesa, ancora Sarrizzu. Va dall'altra parte a cercare Ibba ma non lo trova perché c'è la respinta di Kugusi. Dall'altra parte ora rimessa laterale in favore della Torres. Spano. Torres comunque vicinissima al gol qualche istante fa. Ora ci sarà il corner su questo cross deviato di Pitta, vanno tutti a saltare. Va Sarrizzu dalla bandierina. Torres che sta attaccando senza soluzione di continuità in questo secondo tempo. Palla in area, vanno giù due giocatori rossoblù, la palla è per Lococo. Gangue mette in fallo laterale, messa ancora in zona d'attacco per i rossoblù, subito Lococo per Patta.
Pitta mette dentro, palla messa però fuori dall'area dalla difesa del Valledoria. Continua però la Torres con Spano per Bianco, conclude però troppo centrale, facile per Deliperi. Riprende la manovra della Torres perché il Valledoria, vi ripeto, sta nella propria metà campo ad attendere i rossoblù che stanno spingendo, ma veramente manca il gol. Caterisano ora avanza, Caterisano all'indietro per Minutolo per vie centrali, cercare Lococo deve mettere dentro per Ibba, la palla viene rinviata dalla difesa del Valledoria. Patta ancora, colpo di testa, però non arriva il pallone a Ibba. Valledoria che ora può partire con Deiana, ma lo ferma subito Minutolo. Torres ancora in avanti, Lococo sulla sinistra per Spano per Ibba in area, Ibba viene fermato. C'è ancora Spano però per Bianco, va tutto sulla sinistra Bianco, il cross in area però è troppo lungo per tutti, rincorre Sarrizzu, non riesce Sarrizzu per un soffio a tenere in gioco questo pallone. La rimessa in favore del Valledoria. Squadre vediamo visibilmente stanche, però è la Torres che sta continuando ad attaccare. Caterisano per Ibba, ancora Caterisano, adesso allarga sulla sinistra per Spano si è dato molto da fare, intanto palla per Bianco, dentro per Pitta, palla in aria, troppo alto il suo tentativo di servire Sarrizzu, era ben appostato. La rimessa per il Valledoria, ma la Torres stringe all'angolo la formazione di casa, non trova il Pertugio. Ancora Scannicchio, questa battuta in avanti, questa palla Bianco all'indietro per Caterisano, avanza Caterisano, palla ancora in avanti, cercare Sarrizzu, si salva però la difesa mettendo fuori, mette a terra poi Pitta che può servire sulla destra, preferisce il cross in area, il colpo di testa di Ibba, c'è però il fuorigioco, nulla da fare anche qui. Quarantesimo intanto nel secondo tempo. Valledoria che conduce 1-0, gol siglato nel primo tempo. Torres che sta mantenendo costantemente il pallino del gioco in questa ripresa, ma senza riuscire a trovare la strada del gol. Valledoria ora che prova ad alleggerire, pallone resta in gioco, ma c'è sempre il Minutolo a chiudere. Ciafawi di fronte Pitta, Ciafawi, Pitta gli ruba palla, però c'è Ngango a dare una mano in mezzo per il giocatore del Valledoria, appena entrato anche lui Masia, ma non riesce il tentativo di Masia di servire in avanti Deiana, quindi può ripartire la Torres con Caterisano. Chiedono palla in avanti i giocatori rossoblù. Spanu riceve ora in sovrapposizione Bianco mette in area per Sarrizzu ha tentato di superare Deliperi, nulla da fare.
mette giù Deli Peri, esce fuori dalla sua area, rinvio lunghissimo, ma c'è la testa di Caterizano per Pitta che può mettere a terra, spazio ora la Torres, soprattutto in mezzo al campo, fa ripartire Pitta di nuovo Sarrizzu, alza adesso la bandierina però l'assistente per fuori gioco. 42esimo corso del secondo tempo. Valedore al rinvio con Deli Peri. Va a saltare Spano, palla che termina tra i piedi di Pinna, prepara il rinvio. Salta Sarrizzu, palla per Lococo sulla sinistra, Lococo in avanti per Bianco, Bianco ottiene un calcio d'angolo preziosissimo. Tutti a saltare ovviamente dalla bandierina. Sarrizzu, palla dentro, Valedore però mette ancora fuori di testa, sarà rimessa a favore della Torres. Spano indietro per Caterizano, palla dall'altra parte dove non c'è nessuno, ci arriva Scannicchio che ha anche spazio per partire. Dai che manca poco, Ora Scannicchio in avanti a cercare Deiana che si libera di Caterizano, riceve, rimane lì Deiana a perdere tempo ovviamente perché è da solo. Caterizano subisce fallo, quindi sarà calcio di punizione in favore della Torres. Manca pochissimo, al 90esimo è stato segnalato il recupero, non lo vediamo però, forse 5 minuti se non abbiamo visto male. Ancora 5 minuti per le speranze della Torres. Intanto palla in avanti a cercare Spano, mette fuori la difesa del Valedoria che ormai lancia palloni lontanissimo. Sono ancora 5 minuti da giocare. Sarrizzu 5-3, non sappiamo bene quanti sono i minuti di recupero, non si capiva, intanto viene messo giù Sarrizzu ma non fischia l'arbitro. Ancora un pallone scaraventato oltre la linea. Ancora Sarrizzu, possesso della sfera, Spano la mette dentro cercando fortuna, ma la Torres ora insiste con Patta per Iba, fuori dall'area, però Iba deve manovrare, mette dentro questo buon pallone però di testa, il Valedoria libera l'area, Gangue può servire Deiana. Dai! Tenete palla! Valedoria sta manovrando in mezzo al campo, Vai, se la Torres non aggredisce non succede nulla. Ora Gangue qua fischia anche il calcio di punizione in favore del Valedoria. È rimasta a terra intanto Ciafau. Sono tutti a terra, è rimasto a terra anche il giocatore del fallo successivo, Gangue. Finalmente il Valedoria perde tempo, non ha nessuna intenzione di accelerare. È stato ammonito intanto un minuto.
Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione, ma manca davvero pochissimo. Il triplice fischio e la Torres sta perdendo 1-0 dopo il 2-1 dell'andata. Nonostante la manovra tutto il secondo tempo, non è arrivato il gol. Cosa manca? 3-4 minuti, dai. Ancora rimessa, anzi è corner addirittura per il Valledoria. Rimane lì ovviamente il giocatore del Valledoria, calcio di punizione a favore della Torres, ultimi scampoli di gara. Caterisano, Spano, deve andare avanti la Torres, che la gara è praticamente finita. Minutolo, ancora Caterisano, guadagna metri la Torres. A te che manca? Lui? Bianco ora avanza sulla sinistra Spano, il suo cross però è impreciso, troppo lungo per tutti. Spano è stanchissimo. La rimessa in favore del Valledoria. Rinvio di Deliperi a saltare il Minutolo, messa laterale in favore del Valledoria. Dai, che è finita! Si gioca ancora, ma a questo punto è davvero necessario il miracolo. Va Minutolo a controllare per il rinvio. Pinna si prepara alla battuta. Caterisano, avanza Caterisano, pallone intercettato ma c'è ancora lui. Servire Spano. Torres deve metterla in avanti, altrimenti non si va da nessuna parte. Sta per fischiare il direttore di gara. Fischia ora. Torres perde 1-0. Il Valledoria passa il turno alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. Nulla da fare sul campo di Valledoria, una sconfitta sicuramente bruciante per i rossoblù, che per tutto il secondo tempo hanno attaccato, non sono riusciti a trovare la via del gol. Arriva anche la prima sconfitta per mister Tortora, che aveva saltato con positività il punto guadagnato a Muravera. Si cercava ovviamente il risultato quest'oggi, il risultato non è arrivato. 1-0, probabilmente anche la doppia espulsione ha un po' cambiato tutti i piani. Squadre che sono arrivate molto stanche in questo finale. Pinna che invita tutti i suoi ad andare a salutare comunque i tifosi rossoblù. Forse quest'oggi c'è grande delusione ovviamente la squadra sassarese. Gioisce il Valledoria dall'altra parte. Ed è comunque il coro dei tifosi rossoblù a incitare la squadra. È naturalmente una delusione per tutti perché è importante questo obiettivo. Nulla da fare, ci sarà
sicuramente molto da lavorare, anche perché ci sono altri impegni che arrivano subito, l'impegno di campionato sul campo del Gaboi, la Torres deve assolutamente riprendere la via della vittoria, la via del gol che è mancata quest'oggi. Direi che per il momento, per la cronaca dal campo è tutto, ci risentiamo tra pochissimo per le voci dagli spogliatoi. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo il risultato: Valedoria 1, Torres 0 al 12° del primo tempo, un Gangue. A più tardi. È andata, ciao giù. No, ti dico, vai. Io ripetiamo a te.